E forse non ci sono aggettivi, parole adatte a descrivere tanta bellezza nella maniera più giusta. Scegliete voi un aggettivo per questo mare. Oggi in Sicilia, così, la nostra mattinata bellissima, con questo mare così pulito e calmo, che sembra davvero un paradiso. Buon sabato a tutti voi, raccontateci cosa fate di bello. Noi ci stiamo concedendo qualche ora al mare. Siamo in provincia di Messina, a Milazzo. E questa è la spiaggia di Ponente, che davvero non delude mai. Poi, quando il tempo è quello giusto e il mare calmo così come una tavola, è davvero un piacere. Il primo impatto fa sembrare l'acqua un po' fredda, è vero Emanuele? È fredda? Ma no, è solo la prima impressione in realtà. Poi una volta dentro è davvero bellissima, anche gradevole come temperatura. Ci si diverte a camminare in acqua, a fare un po' di movimento perché guardate, il fondale è fatto di piccole pietruzze, piccolissime, non fanno male, è un piacere sentirle sotto i piedi. E poi quando l'acqua è così limpida, davvero non c'è che dire, è semplicemente fantastico. Finalmente un bagno al mare in questo mese di agosto, ultimamente siamo stati molto impegnati, sapete che siamo sempre in giro per raccontarvi la Sicilia che ci piace, gli eventi, i borghi, non solo quelli sul mare, anche i borghi di collina, di montagna. Se siete qui in vacanza non perdetevi nulla della nostra meravigliosa terra. A proposito, fateci sapere da dove ci state seguendo. E cosa avete scelto di fare in questo fine settimana? Con questa bella giornata di sole per noi l'ideale era proprio raggiungere la spiaggia. Magari mangiare un panino qui, anche se queste sono le ore più calde e in acqua si sta divinamente. E poi arriva davvero tantissima gente, tra poco immagino che la spiaggia sarà davvero stracolma di persone. Allora, non ti fai ancora il bagno? Dai, un po' di coraggio! Bravo! Non so, si può resistere a questo spettacolo? Fateci sapere cosa ne pensate. Spero anche voi possiate riposarvi in questo weekend e fare qualcosa di bello. Buongiorno Rosy, l'ho detto poc'anzi, sono nel Milazzese, quindi in provincia di Messina, Milazzo, di fronte abbiamo le meravigliose Isole Olie, quindi qui è tutto un incanto. Ciao Giovanna, felici che sei stata qui nella nostra terra. Dove sei stata esattamente? Cosa hai fatto di bello? Programmate le vostre vacanze in Sicilia e non ve ne pentirete. Dal mare alla montagna, gli eventi, le feste patronali, la cucina tipica. L'estate, così come tutto il resto dell'anno, a dire il vero, è un periodo magico. Si possono fare davvero tante cose. Poi anche i piccoli borghi, oltre alle città, hanno le proprie tradizioni. Ritornano le feste più grandi per accogliere anche chi vive fuori e poi torna per vivere qualche giorno in famiglia, quindi diventa tutto speciale.
E noi di Vivo in Sicilia, Bella Sicilia Onda TV, vi portiamo sempre con noi proprio alla scoperta dei luoghi, ma anche delle tradizioni, della cucina tipica. Oggi però anche per noi un pochino di relax. Ogni tanto non guasta. Ciao Daniele, perdonami, hai fatto forse qualche domanda? Mi è sfuggito il tuo commento. Rispondo a Morena ripetendo che siamo a Milazzo, nella spiaggia di Ponente. Laggiù in fondo la baia del Tono, bellissima, ma abbastanza affollata. Tutto questo tratto di costa però è davvero fantastico. Poi c'è una spiaggia infinita, tanti e tanti chilometri di spiaggia libera, ci sono anche delle aree attrezzate, ma c'è molto spazio libero. C'è spazio per tutti, venite. Oggi fa davvero caldino, Nei giorni scorsi in realtà il mare era stato un po' agitato, c'era un po' più freschetto e quindi magari era meno piacevole, bello lo stesso, ma invece oggi è proprio l'ideale. Ciao Gianni dalla Sardegna, fantastica terra. E con una giornata così di sole e caldo, secondo me, a pranzo una buona granita con brioche, perché alla fine i siciliani con la granita ci fanno davvero tutto, dalla colazione alla cena al dopo cena. L'avete mai gustata qui, la granita con brioche? Qual è il vostro gusto preferito? Va meglio, Manu? Sì, già È calda adesso? calda. Dai, un po' di svago anche per i più piccoli che hanno sempre questo desiderio, a volte non abbiamo abbastanza tempo per farli contenti, quindi oggi con il nipotino al mare. Ciao Salvatore, che scrive: questo è Milazzo, spiaggia di Ponente, non me ne vogliate, ma è il mare la spiaggia più bella fra tutte. Non posso che essere d'accordo. Dai, è bella tutta la Sicilia, abbiamo spiagge tutte diverse tra loro, con fondali diversi, caratteristiche diverse, panorami differenti, ognuno speciale a suo modo. Questo sicuramente è davvero un luogo spettacolare. E poi, se siete nei paraggi, vi invito a godere del tramonto qui. Da qui si vede il sole tramontare in una maniera fantastica, emozionante. Beh, dai, vi auguro nuovamente un felice sabato, un buon fine settimana, tanto relax, dai, anche se non potete andare al mare, cercate di riposarvi e di dedicare qualche ora per voi. Un bacione!